diversamente. Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di Colle Euganei, ma parliamo da un punto di vista delle offerte ricettive, ma anche dell'enogastronomia. Colle Euganei, che sono un po' la patria dell'agriturismo, la patria della cucina, della tradizione padovana, e per parlare di questa molteplicità di offerta che c'è, della qualità anche di questa offerta che è cresciuta negli anni, è andata sempre più specializzandosi e qualificandosi, abbiamo Luisa De Marchi, che è presidente di Agritourist. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buona giornata. Agritourist chi rappresenta? Agritourist rappresenta gli agriturismi di Confagricoltura. Va bene, quindi le aziende agricole di Confagricoltura, sempre le aziende agricole, che decidono di aprire la parte, diciamo, chiamiamola recettiva o di ristorazione, e aderiscono al circuito, a questo club di prodotto, chiamiamolo, che si chiama Agritourist. Qual è la finalità di questo club di prodotto? Beh, è un modo per tutelarsi, raccogliendo un po' quelle che sono le realtà che hanno determinate caratteristiche anche di qualità, o è un club che promuove delle iniziative? Quali sono perché la necessità appunto di aderire a quello che lei ha definito un club? Sì, la necessità è prima di tutto per un senso di appartenenza, vabbè, che noi sentiamo fortemente, vabbè. Perché, come dico sempre, prima di tutto siamo degli agricoltori, delle persone fortemente attaccate alle nostre radici, alla nostra terra. Poi dopo questa attività è ritenuta un'attività semplice, ma non lo è, perché dal punto di vista delle normative va a colpire tanti settori. Va bene? Noi siamo agricoltura, ma siamo anche ristorazione, quindi abbiamo tutte le norme come i ristoranti, le trattorie, va bene? Ma siamo anche alloggio, va bene? Quindi abbiamo anche tutte le norme relative alla recettività. Nel mio caso, ad esempio, sono anche fattoria didattica, va bene? E sono anche agricampeggio, va bene? E sono anche azienda agricola biologica. Sono 6. No, io quando ci do dentro e basta. Ma come si riesce a fare tutte queste attività, che sono attività interessanti? Lei parlava di disciplinari, parlava di normative. Passa il tempo a studiare le leggi, oppure è per questo che l'associazione è importante. L'associazione è fondamentale in queste cose, perché giustamente, come dice lei, l'imprenditore, io non sono in grado di conoscere tutto, va bene, non posso, va bene, perché non è possibile. L'associazione è fondamentale per darti il supporto che ti è necessario di fronte a determinate problematiche, quindi stare insieme aiuta a conoscere, aiuta a crescere, perché tanto per dirle, da Agritourist, va bene, Agritourist Veneto, è uscito un altro piccolo gioiello che si chiama AgriCycle Veneto. Sono 25 agriturismi che si sono messi insieme dandosi un disciplinare per ospitare le persone che vogliono fare turismo in bicicletta. Questa è una crescita, cioè diventare qualcosa di specializzato. Un'azienda singola, questa è una cosa che non la può fare solamente se aderisce a un circuito, va bene? Perché allora lì sei in grado di affrontare tutte le problematiche. Lei ha sottolineato una cosa che credo sia importante sviscerare. Noi siamo prima di tutto azienda agricola, sì, quindi il fatto di essere azienda agricola, poi quando si fa la ristorazione, quando si fa la ricezione, quando si fa la fattoria didattica, che cosa significa? Cioè si fanno queste altre attività comunque sempre non rinnegando la propria identità di agricoltore? Cioè qual è la differenza tra un agriturismo e un ristorante? Allora, intanto io posso raccontare la storia della mia casa, la storia della mia famiglia. Se lei entra nel mio agriturismo, la prima cosa che vede è un grande pannello in cui ci sono le foto dei miei nonni che erano agricoltori, dei miei genitori che sono agricoltori e di noi che abbiamo portato avanti questa. Quindi la storia è dentro di noi, va bene? Io non ho mai voluto sposare nient'altro che un agricoltore come me.
ma non perché sono chiusa, perché non lo sono no, di fatto, perché è una scelta, ma perché questo è il mondo, sua vita. Il mondo in cui io mi ritrovo, in cui io sto bene, in cui io riesco a dare il meglio di me stessa, va bene. Ma la differenza qual è? La differenza è, prima di tutto, che quando io porto in tavola un prodotto, va bene, io posso dimostrare, non a chiacchiere, ma a fatti, che questo prodotto ha una tracciabilità da dove è nato, come è stato cresciuto, come è stato allevato, come io l'ho lavorato e come finisce nel piatto. Va bene? Quindi tracciabilità di un prodotto per avere qualità di prodotto, per dare un certo tipo di ristorazione sana e salubre ed etica. A questo proposito, c'ho il collega Andrea Verniere che ci sta mostrando un suo piatto che lei ha appena portato in redazione e che abbiamo filmato, no? Questa è la gallina in saor. Esatto. Ci fa un esempio, appunto, lei dice, ci racconta la storia di questa gallina, proprio di come il prodotto dall'aia arriva al piatto passando sempre attraverso le sue mani. Allora, questa è una delle tante differenze fra l'agriturismo e un ristorante. Allora, questo tipo di carne è prodotto dalle mie galline. Allora, io non faccio la primissima parte, quindi compro pulcino piccolo, ok? Non faccio dall'incubazione, quindi compro il pulcino, va bene, lo compro solo dalle aziende autorizzate perché essendo biologico il circuito deve tornare tutto, ok? Lo allevo, generalmente sui 6-7 mesi la gallina comincia a fare le uova, ok? Oppure se invece la voglio macellare per la carne, la macello circa 8-9 mesi, la macello, devo avere all'interno del mio agriturismo una sala autorizzata per il macello, oppure devo trovarmi un macello autorizzato, quindi Questo perché è biologico o perché... Sempre. Io devo cercare il macello biologico, certo, ma il mio collega che non è biologico deve seguire sempre delle questa norma. certo. Vabbè. Quindi ho tutta una serie di costi che naturalmente la grossa industria che è dietro il ristorante, va bene, ha in maniera diversa. Va bene. Poi anche forse è brutto da dire, comunque un animale macellato è un animale macellato, ma probabilmente magari con tecniche meno invasive. Ma non solo, ma anche dal punto di vista della qualità della vita dell'animale. Va bene, la nostra gallina vive fuori, va bene, la notte dorme, va bene, mentre la gallina fatta a livello industriale non dorme mai perché ha luce 24 ore su 24 perché deve produrre in tanto tempo. Quindi io do un benessere a un animale, una qualità della vita. Per quello prima le parlavo di etica, io sto parlando di etica in senso lato della cosa. Quando ho macellato questa cosa, se la lavoro subito va in cucina, va bene. Se non lavoro subito devo avere una zona autorizzata dall'ULSS in cui poter congelare le mie cose secondo le norme del congelamento e dopo, secondo le norme dello scongelamento, me le porto in cucina e da lì parta tutto il discorso come tutti gli altri, HACCP, normative. Questa gallina in saore è una tradizione, una ricetta dei suoi nonni, una tradizione sua personale? Diciamo che io l'ho rivisitata, perché io sono una che qualcosa bisogna che metta sempre. Vabbè. La gallina in saor è una ricetta che proviene da una contaminazione, va bene, fra Padova e Venezia. La gallina è lessa? La gallina è praticamente una gallina lessata. La classica gallina padovana. Esatto. Il saore è veneziano invece. Il saore è veneziano. Perché il saore? Perché è un metodo per conservare, no? Non c'erano i frigoriferi. Cipolla, uvetta e pinoli? Sì, cipolla, uvetta e pinoli con la ricetta veneziana, va bene, mentre la ricetta padovana non ha pinoli e uvetta perché non sono prodotti padovani. Io l'ho ripresa, va bene, perché secondo me è una cosa buona, va bene, molto buona. Inoltre ti permette di utilizzare anche, fra virgolette, animali un po' più avanti con l'età, perché quando li hai lessati, anzi la gallina vecchia fa buon brodo, dicono, e ha comunque una carne saporita. È una scelta etica questa? È una scelta etica per un agriturismo? Secondo me sì, vabbè, perché riprendo
quello che mangiavano le persone una volta, nella stagione in cui la mangiavano, va bene, e ripropongo una storia. E secondo me questa è la differenza fra l'agriturismo e un ristorante, una storia di un certo tipo. In agriturismo è lei che propone i piatti o il cliente che chiede un piatto? Diciamo che secondo me l'agriturismo dovrebbe portare avanti un compito di formazione, va bene. E in quello che dice lei c'è del vero, perché purtroppo l'agriturismo in questi ultimi anni, essendo molto oberato e quindi dovendo a fine mese portare a casa un certo rendiconto economico, per certi aspetti si è un po' lasciato andare, seguendo un po' la clientela, va bene. Anche perché il cliente oggi con il termine agriturismo magari pretende di pagare poco e di mangiare tanto, no? Esatto. C'è anche questa devianza del consumatore, perché siccome è agriturismo io devo mangiare tanto, pagare poco, perché in ristorante sì, posso spendere, in agriturismo no. Sì. Forse noi agriturismi abbiamo avuto poco coraggio, va bene, e in questo di affermare la vostra identità. Sì, esatto, in questo secondo me l'associazione è importante, va bene, di affermare la nostra particolarità e di dire alle persone: guarda, io faccio questo, va bene. Però è qualità. Io faccio questo, provaci magari, poi se dopo non ti piace vai in qualsiasi altro posto, però non venire da me, che ho scritto fuori agriturismo, a chiedermi, che ne so, un menù con 10 portate, va bene, non le posso avere, va bene. Non venire a chiedermi i pomodori a dicembre, non li posso avere, va bene. Vuol dire non aver capito nulla della filosofia dell'agriturismo? Sì. Ma questo quanto dipende anche da agriturismi che tali non sono, che usano il termine agriturismo per un richiamo, no? Perché l'agriturismo, uno insomma, magari attira, il ristorante fa più impressione da un punto di vista reverenziale, no? L'agriturismo dice vado in agriturismo perché si ha la convinzione di spendere meno. Sì, ma io l'ho detto prima, sicuramente ci sono stati degli anni in cui agriturismo ha voluto dire spendo poco, va bene, vado là, i bambini sono liberi, fanno quello che vogliono, va bene, e spendo poco. C'è ancora oggi, per certi aspetti, questo tipo di modo di pensare, però io intenderei qualcosa di diverso, che non vuol dire caro. No. Vuol dire la giusta valorizzazione di un prodotto che io ti do. Che continuo a ripetere, il prodotto che io do non è solo il piatto di gallina che abbiamo visto. È tutta la storia che c'è. È tutto quello che c'è dietro e la possibilità che io ti do comunque di venire, come domenica. Io ho avuto 2 gruppi, sono arrivati a mezzogiorno e mezzo, sono andati via alle 7:30 di sera. L'agriturismo fuori ha tutto un ambaradan, chiamiamolo così, vabbè, animali. È struttura ricettiva, è fattoria didattica, è formazione, è aria aperta, è campagna, è salubrità, è benessere. Esatto. E vende principalmente questo, non un piatto solo di gallina. Posso chiederle sulla base di questa suo essere signora della terra in senso buono, appunto con questa tradizione del lavoro della terra e quindi anche dell'attività nell'AIA, cosa ne pensa di, insomma, e come vi state aggiornando, visto che voi, insomma, chi ha realizzato un agriturismo, un'azienda agricola il più vicino alla natura possibile, cosa pensa di questa nuova idea del approcciarsi al cibo in maniera vegana, vegetariana, salutista? Ma con me sfonda una porta aperta. No, appunto, essendo lei già biologico, allora, sarà un'evoluzione? Sì. Diciamo che il modo di mangiare sta cambiando, va bene, quindi le persone hanno altri stili. Io ho una figlia vegana, va bene, quindi nel suo agriturismo i vegani possono trovare pane per i loro denti, perché anche questo è un po' un controsenso italiano, no? Che non si trova mai la ricetta per chi magari i prodotti di origine animale non li vuole mangiare. Allora, nel mio agriturismo abbiamo fatto una cosa di questo genere. Questa mia figlia
va bene, che ha fatto la scelta vegana non per problemi personali o alimentari, ma proprio per una scelta etica, va bene. Chiaramente ci scontravamo, va bene, perché la gallina, io ripeto, non ho questa formazione, ho una formazione di rispetto, però secondo me l'agricoltore coltiva e alleva, ok? Però mia figlia lavora con me, no? E quindi abbiamo trovato questa soluzione. Ho dato a lei la gestione di uno spazio, quindi lei ha creato un suo piccolo localino, un chioschetto, va bene, all'interno del quale lei propone solamente vegetariano e vegano, ma non solo, tante contaminazioni, perché tanto per dire, domenica sera ha fatto un party indiano. Va bene, perché i ragazzi di oggi non sono come noi che vivevamo nel paesino. I ragazzi di oggi vivono nel mondo, va bene. Inoltre adora i cani e quindi è anche un posto in cui uno può andare con il cane. Quindi io penso, è un'evoluzione continua. Io penso che l'agriturismo è uno stile, ma è uno stile che deve essere aperto comunque a tutto quello che è rispetto, è etica, è salubrità, è benessere. Quanto, perché sa, nessuno, Nemo profeta in patria, quanto coloro che vogliono scoprire, parlo dei Colli Euganei perché la sua realtà è nei Colli Euganei, alla fine la scoprono, cioè arrivano magari dall'estero perché volevano trovare quella realtà, no? E magari sono più consapevoli di chi abita dall'altra parte della strada, mi perdoni i suoi vicini di casa, ma è un modo di dire. No, è così, è proprio così. La mia clientela per quanto riguarda l'alloggio e il campeggio è al 70% Olanda, 10% Belgio, Francia, Inghilterra. C'è un italiano? Va bene. Qualche volta, raramente, e Veneto? si sente. Veneto niente, va bene. Per quanto riguarda la ristorazione invece ho persone non locali, però diciamo Padova, Venezia, Vicenza, la città, va bene. Concludiamo con una battuta, la gallina in Saor la mangiano più i veneziani o i padovani nel suo locale? La gallina in Saor la mangiano tutti perché è un piatto che ha questo gusto particolarissimo dell'acido, della cipolla e dell'aceto e del dolce dell'uvetta sultalina e dei pinoli, va bene. È un piatto che piace, direi, a tutti, va bene. È un piatto estivo, fresco, che secondo me è ideale. Poi sui colli comunque è un paesaggio che parla da solo. Direi di sì, vabbè, noi non ci rendiamo conto di avere un piccolo gioiellino, ma ce l'abbiamo, un piccolo diamantino, noi ce l'abbiamo. E con questa annotazione io concludo questa parte di 7 in punto, dopo la pubblicità, altri ospiti e altri argomenti. Ringrazio Luisa De Marchi, Presidente di Arigri Tourist. Grazie, a più tardi.